Ci trasferiamo nel vicino Veneto, dove troviamo Rosario Padovano. Con lui c'è Moreno Teso, consigliere regionale di Alleanza Nazionale. Voi sapete che è in corso una situazione kafkiana in quel di Portogruaro. Il 13 luglio ci sarà il primo consiglio comunale, c'è chi lo vuole addirittura in piazza, c'è chi parla di dimissioni istantanee, c'è chi parla insomma di una grande coalizione, chissà chi lo sa. Linea al Veneto, grazie Moreno Teso, grazie Rosario. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Moreno Teso, consigliere regionale del PDL. Dunque il TAR ha deciso in qualche modo di aspettare sull'esito del ricorso presentato da Morsanuto a San Michele al Tagliamento. Il vostro schieramento come sta vivendo questa situazione? Noi stiamo attendendo con tranquillità la sentenza del TAR, che non ha preso tempo, ha solo detto guardate che invece di darvi la sospensiva noi diamo una sentenza veloce. Siamo tranquillissimi, sappiamo che dalla nostra ci sono le sentenze della Corte di Cassazione che quelle fanno giurisprudenza a differenza di quella del TAR. Sappiamo che il TAR Veneto più volte si è espresso in maniera positiva rispetto a altre questioni che erano simili alla nostra, e attendiamo con tranquillità. Che cosa ne pensi invece della situazione di Portogruaro? C'è questo 11-9, 9-11, insomma la verità si saprà il 13 di luglio quando verrà insediato il Consiglio Comunale. Lei è d'accordo a far insediare il primo Consiglio Comunale di una legislatura in una palestra? Ma questa è una follia, cioè questo è un tentativo, l'ennesimo tentativo di spostare quello che è un argomento politico dandolo in pasto alla folla. Cioè Bertoncello è come gli antichi imperatori romani, no? Pane e circensen, no? Cioè, dopo il pane delle elezioni comunali ha deciso di far in qualche modo divertire i portoghesi all'interno di un circo. È brutto però che tutto si trasformi in un'arena, ma io non sto parlando di Portogruaro, mi sto riferendo anche a livello nazionale, perché insomma l'arena Lagone sta diventando teatro di gossip che non fanno bene alla politica italiana e all'immagine dell'Italia all'estero. Ma non fanno bene soprattutto a chi li cerca. Cioè è chiaro che Bertoncello vuole spostare tutto, no? In un gossip politico. Io stavo parlando a livello nazionale. Però, sì, ma io lo riporto sempre a livello comunale, tanto io non c'ho nessun problema, cioè voglio dire, questa è la realtà. Dobbiamo essere più seri, anche perché vedi, i gossip, come in Puglia poi, sono come un boomerang, tornano sempre indietro, no? Cioè come il famoso fabbricato boomerang, no? Mai nome fu più infelice di questo, torna sempre indietro e ti arriva sempre sui denti. Ringraziamo dunque Moreno per questa sua analisi politica, lo ringraziamo naturalmente. La linea alla redazione centrale, grazie.